Vituccio Timer è ora in live con Call of Duty Warzone Mafia The Old Country Terra Madre. Condividi con i tuoi amici la live per passare del tempo con loro. Oh nan S Vite ND. Ma perché è nero? Se usarci che c'è un tasto, devo ancora sistemare. Aspetta un attimo. Dovrebbe essere a posto. Schiaccia asterisco. Sì, che schiaccia? Ma se non sistema. Mo si vede? Oh voa. Fammi sapere me se si vede. Ma si vede me? Fammi sapere. Ok. Ja was sai se mukaan Enzo. Perché se na dono. Muovete. Ok. Pigliamolo e a monenne.
sale a ca. E se finio su te... Allora devo sistemare una roba. No, non vedo niente. Dove che si va? Suonano. Eh sì, lo so. No, perché devo... Ah, qua, luminosità. Di gioco. Se la non vai tu. Dovrebbe andare... Dovrei riuscire a vedere in realtà, ma... Ah, No, ok. giù adesso atterramo. Sa minchia che me ne vai senza. Meglio se non ci mettiamo assai. Se qualcuno ne vede, siamo consumati. Che te ne fotte? Non ci scossa pure un oggi ci finiamo sottoterra. Sisi, CVDDE. Ok, ok. Cara, cerca sotto a giusterro. Però sta scritta di merda che non fa vedere niente. Aspetta. Su YouTube intendo. Comunque mo' ho sistemato pure. Iscritta. Se tu vai su YouTube sta scritto il bot legge i messaggi. Ma e copre le cose, come si chiama? No, le traduzioni. Perché è in siciliano, capito? I-Live. Dici di toglierle. Non lo so, a me dimmi tu. Eh sì. Boh, l'ho messo da un'altra parte. Cioè l'ho messo sotto di me. Infatti mo se vai a scrivere pure là dovrebbe leggertelo. Perché l'ho Se no sistemato. spostala. L'ho messo sotto. Dovresti... Prova ad andare a vedere, prova a scrivere, vedi. Su YouTube o Twitch se ce l'hai. Ah, po'. Ma dovrebbe andare meglio. Muovete, ne esce là. Ca. Vado a vedere. Ok. Forza che ci siamo. Che tu puoi te? No. E do giocattolo che minchia è? Avere quando arrivavo, calaio. Mo lasso a me pace. Minchia, generoso assai fu. Le cavi se mannescere non ne avere nodo. Più picca di avere una così meglio è. State ammucciato, non fare minchiate. Ce la può fare? Se. Ogni volta che te paro il culo mi finisce male. Ci va padre e conto padre quando ne esce. Con dove tu so che mi venni a perrera per pari i debiti. Sì, dove ci I sottotitoli si leggono. Ok, vabbè. A monè. Ha letto pure. È meglio se i piccoli ammucciamo Ma un non li poco. ripete, Secondo te, Eva la stanno per bere? Dopo tutte queste sacrifici? Ai sarà cura. La gente è Legge quello che Manca picca e se vai scrivi tu. Siamo le spalle. Giusto. Insieme ad un momento non te lasciare sconcecare. Ogni stato. A te che te ne fotte? Malarogato. Ora corri come. però li ripete Vediamo se pure tardissimo. Aiddo ci parla così. Eh sì, perché sta il Legge. ritardo di 30 secondi o 20 secondi se non sbaglio. Ave ore che finiamo me torno. La moglie è capace che si preoccupa. E sto fatto lo devo accorciare.
Susete! Ho già vaglia, forza! Padrone, la caviglia. Oh, ma figlio. Che diceste? Per carità, oh, ma figlio. Cassotta, non ce n'è. Non m'avvio. Lo faccio io. Eccolo qua. Vette che da un capo c'è un veterinario che è i cavalli. Andiamo a fare polizia. Se non venisci, ti insegno io a naschiare non te per te. Non lo scordare. Eh? Non devi a travagliare, tutte pari. E chiaro se questione come non faccia tutte e chi so secondo te è tenero capochino. Qualcuno la va a aiutare. E a Tiago ti direse mai aiuto. Ne oggi ne volemo ne essere qua. Oggi finite i tagli e travagliare. Ne conosce? Travagliatore siamo. Poi te la fai nasce. Subito. Il gir secca. Ora rimanciare, avete tornai? Ma domande pure. Camena. Meno male che levammo i piccioli. La già scossa e finevano sotto terra. Io torisse. Tenelle fora, pericoloso, Ma è così o e vediamo? Avessero a fermare un travaglio. Potessero arrivare a scuosse. E si cercasse. Bella madre. Ma lì a duoco. Aveva anni con Lo fumo. Non mi piace. Che sta succedendo? Ah, ci pensiamo male. Amoni, recce una preghiera a Santa Barbara sotto fa sentire meglio. Dice che stesso vanno canoaggi e continuano a travagliare. Poi adesso. I tuoi sempre più lunghi. Ogni volta cacchiano qua fuori per pigliare una boccata d'aria, ma rimandano un po'. Proteggimi nella montagna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggici. Hai meno la genticchia. Secondo te ne protegge vero? Vivi siamo. O sbaglio? Ragione hai. Meno male, Ignazio è ancora un chioreo. Vedremo un socchiave oggi. Ignazio, so che noi mangiamo oggi. È tardi. Che minchiarisci? Che minchia vuoi? Avete questioni? Parlate con Spataro. Volete mangiare? Cattatevi un orologio. Lo sai che significa questo? Vai. Minchia. A te tocca, frate. Madre mia.
tenna casa da sotto, la dispensa buttarono dopo dopo che ci c'erano i succi. Chi seppi che non avevamo a fare a bere? Tu non ti farai chiappare, su capitano di Vard e sciaggo io. Buono, ricevo la consegna, deve venire più facile ora. Già si in ciò magazzino, io ti aspetto nell'altra banda. Penso, penso a che va a fare, io ti aspetto l'arriere. Romana, finista la conta, consegna arrivò. Quasi. A poi c'è pianze, ora scarica se casce. Sciolzo. Secondo te a Gino ne fotte i piccioli? Arre questa storia. Appena a dire. Lo scordasse che tu che ci fece spadare all'ultimo autista. Non avevo, no? E come minchia se ne fotte. A me mi piaceva il tuo autista. Ciao Vulcano e scosse. Non do più vuole travagliare. Gaetano, amone, non ne venisse. Proprio un tafira a non fare minchiate. Che niente, fici. Zitto te, ma finisce che a sparare mi fa un culo per colpa tua. Ora polizia. Buona così. Chiusa, cascietto. La potessero pure foizzandola. Fene in mente. Un buon scendere, ricino che un peconere sparì da perrera rilevante. Ora ci penso io a farle scendere. Aiutami, forza! Sempre più si tenta a finirsi. Allora? Già siamo in già. Ecco se mangiamo un bacio. Minchia, se fa sapere che ti è successo. Mi vennero a pisciare. Non mi poteva tenere più. Quando arrivavo Merlo pensai che era tutto consumato. Lo sentissi che dicevano? Da per rilevante. No, non avevamo a preoccupare, Rechida. Paghiamo i nostri debiti e con nappi e nappi. Troppo festanti mi parete per essere ruscemi che manco mangiano. Che minchia avete a dire? Non so cazzo e to. Vado a leccare il cioccolato spadaro. Testimini, parrapoli. Manca pecca. Una para de mesate. Senti, ma leggi un'altra volta. Bello Rozio. Come siamo? Spero che è tutto a posto. Io arrivavo a Riere a America. E per ora me ne riesco qua. Se ci riesci scrivimi. Meglio ancora,
venite in qua. Mangiamo uova e carne per colazione. Tante care saluti. Tozio Silvio. America, ova e carne. Appena ne pavano, saluto a tutti e mi innacchiano un capo o primo bastimento. Pure io me ne voglio recca, Gaetano. E non mi vedete più. A questo che mi faccio ammazzare retta a rose. Amone, forza! Oh, finemmi travagliare. Oggi no. Doppio toino. Spadaro a così come no. Minchia, per davvero. Forza! A buttare la miseria! Se non volete travagliare, levatevi in mezzo e lasciate un posto all'altro! Da sotto a nudo ci scende, sono abessano tutte cose prima. Grandeste minchia! È vero. Lo vado veramente. Oh, minchia che mi sta facendo perdere tempo. Ste minghieri a ruso non Lo spadaro. Federico e i suoi uomini non tornarono dal nuovo deposito. Qualche problema c'è. Mi dispiace assai. Pregherò Pietri, stai tranquillo. Scosse ci furono. Capace che crollarono i suoi segni, c'è gas, altre cose. Moto, guarda qua ci pensiamo noi altri. Tornate a venire a travagliare. Manna qualcuno da sotto. Caruso! Ti piace aiutare all'altro, eh? Vero? E allora spicciate già. Avena nova giù in profondità, per cui un bacino minchiate, ha trovato Federico e sua carusa e magari represcia. Come sentiamo, Gas? Ci possono essere un pochi lumere, se ne trovate una, buttatevela appresso, il giù sapete che fare. Vai io avanti io. Le cose più profonde stanno discendendo. Oh, Signore, l'aiuta. Muovetevi, e un donnate se prima non la trovate. La troviamo e ne sciamo. Amone, piglia una lumera. Su svampa c'è griso. O gas. Lo capisci? E dopo che facciamo? E secondo te, ne lo amore coglione. Mai ti ci mandare a fare prove per gas? Io ho sentito solo il suore sui Saperrera. Ma tu sicura sai assata? Ah, saccio, ma no, buono come all'altro. Vicina, maestare. Minchia, non si passa. Ma trovare un altro passaggio. Federico, da sotto sì. Niente. Potremmo passare da qua. Carrere idea, sogno. Occhio vivo, mi capisci? Ricca crollarono tutte cose. Oh, cassotta. Sono so qua a travagliare. Non ne so. Troppo silenzio c'è.
Ci successe qualche cosa secondo te? Chissà vedrà più grande e più fonda. Se sapessero, capace caccare adesso. Amone, Recca! L'acqua sperio. Se l'ha per bere tutta, o s'asciugò. Sapacchiare cassotta senza acqua. Solo ero cosotta, si può dire. Amone... Oh! Federico! Botta di sangue. Non ne so. Minchia! Gas. Capace che finì ora. A monenere cago in ba. Riusciamoci là, ci vedono noi da pigliarle su sa collo. Ne siamo! Muovete! Ora! Non cazzo! E davanti subito! All'apice la mattina. Una volta che siamo fuori, ci riusciamo! Ricapanna, forza! A momento ci siamo! Forza! Amone, cosa non ti fai male? Tiro fuori! Amone! Minchia! Le picciole! Tutti tinni, ninna macchini! Gaetano! Amoni! E Michele!
Su va virate a camminare! Giavagliate! Sbarazzati sti peggi! Sti minchie e pozzi sanno a grapere. Oh! Tu! Forse tu! Tu non mi hai settato! La montagna fa chi che ci piace a Ida! E ci che se non donno a travagliare, eh? Perché bottana! Sta a cuore, caroso, perché ti regati finisce male. La cosina ma fare! Gaetano morì per colpa tua! Accidente! Vedere un vero minchiate cadenamente, caroso! Amoni! A voglio ore qua! O descante! Passato! Non reagisci! Faccia la venire, pecciotto! Tu c'era mia minchia! Tu non mi toccare! Vere caroso! Chi sta non è cosa per i picceretti con Mattia? So che minchia! La pare per chi tu che facessi! Facci sperare minchiata, caroso. Mi scazzasti la minchia! Non volevo fare allignate? Ora ne esci il coglione! Assai, Tarremini! Spera maniata le ossa! Che puttana!
Devo seguire? Ha trovatelo! Chiusa è! Ca! Giannieri! Io te le orincia, tu fai un giro per non farlo fuori dall'arriere. Ora balza a mocciare, te caroso! Un netto su camicchia. Perché non ne andiamo senza idea? Osaccio che sei dentro, caroso. Ne esce due. Ma micchia minchia ci vuole tanto assai! Picciatevi! Padaro ne sta aspettando per sistemare tutto sto minchiere casino! O perciotto lo troviamo subito. Non basta il donna per non ammucciare. Attuate a due pezzi e fanno! Bellissimo, anche io lo sto giocando, ma è già il mio gioco preferito. Sì, bello. Ok. No. Come mi hanno catturato? Stavo ascoltando il tuo messaggio. E... non ho cliccato quanto dovevo. Beh, è un bel gioco in realtà. Solo che l'ho appena iniziato e già ho perso. Vediamo un po'. Ma micchia minchia ci vuole tanto assai! Picciatevi! Padaro ne sta aspettando per sistemare tutto sto minchiere casino! O perciotto lo troviamo subito. Non basta il donna per non ammucciare. Attuate a due pezzi e fanno! Forza c'è... Mo lo faccio. Mi dispiace. Capace che la so cavallo se ne ha bene. Tu, chi sei? No, ora cava essere. Ami e siti, ami. Prima o poi avanni essere fuori. Se ne vuoi va a paiare a cuoio su cammino!
sto tancel. E ste minchia, ti faceste fottere di un caroso. Pozza, c'è chi lo re. Casemo, finia cossa caroso. E ora ti faccio pendere che non moriste da vuota sotto a di peggi. Che ci fai, Damiano? A rispondere. Tanto resi sto caroso. Una domanda ti feci. O caroso ha un debito. Assecutammo, ma scuro era. Non ne adonammo che ci siamo qua. Non vi volevamo mancare del rispetto. Ora non ripigliamo e niniemo. O caruso me ne hanno da banna. Finché non ne ripaio il debito, o caroso appartiene a noi oggi. In ta materia non mi appartiene niente. Ci dirò tuo capo che o caruso ora lo proteggo io. Dishonorate a tregua un'altra volta e a tua famiglia va a pare. Con sangue. Ve ne potete dire. E noi ci rischiamo la guerra che spadaro con un caroso. Che lasciarci pensare che ne possono fare fissa senza pari o dazio. Può travagliare? Sì. Allora portatelo, Luca. Opera tua, o sfigurasti? Sì. A Don Torreso non ci piacciono chi che fanno così. Per tua fortuna, i spataro ci piacciono ancora più picca. Come ti chiami? Enzo. Va buono, Enzo. Amonin. O cavallo tu o ride? Io la rubavo. Ah, intrusa ma cara l'altro.
conciato malamente. Quasi come a te. Arriva e sta cavato insieme a care con le zoifo. Sì. Picchi ti stavano assecutando. Che succedeva per era? Ci fu un crollo. Morirono un sacco di cristiani. Un sacco quante. E non ne vuole vedere? Lontano. Non è famiglia? No. Un posto onestario tu potevi trovare, Enzo. Però te la buscare. Un tetto sopra la testa non è mai gratis. So cosa fare. Se fa. Due cui siamo io, no? Anticchia diverse con le zoifo, ah? Non torni se vai da tutte queste terre. Ci tiene assai. Queste verranno di vigne. Quando finisce la vendemmia a racina viene pistata per fare un vino. La famiglia arricchisce sto campo. Più o meno. Non torni se abita a Duoco? Insieme alla casa famiglia. Io con niente iniziò. Proprio come a me e a te. Tutto chi giocava so guadagnò. Troppo bieda, A cossericino. Ci sono problemi, Luca? No. Solo una vese da sorpresa. Damiano Bastoni. Oh, Merlo. Ma chi è scemonito? No, tranquillo. O donna c'eretta un'addrezzata. Quello amico tuo. Enzo. Un picciotto nuovo. I sta di Riccabanna su. Io penso a Gasparo che ha fatto tu mentre che tu sei qua. Oh, Gaspare. Ne scestere coissa. Che fu? Succedeva qualche cosa? Tutto a posto. Solo una para. Gli ospiti in attesa. Ora, sta a riposare in anticchia. Ti faccio bere una postare. Grazie. Aspetta a ringraziare. I braccianti vanno bene. C'è cosa fai ma per tutta stagione. A chi ti facciamo stare in ta vecchia cascina? Ora te lascio solo. Non tenere a cusciolare per i piedi. O a schifo finisce. Chi sta a tua stanza? Qua non c'è bene cosa nulla. C'ho letto. Non è sistemare il robe. Troppa grazie. Ora non esageriamo. È la tua pacca muore. A riposati ora, che tu hai dei tuoi e parliamo di travaglio. So siete. So siete. Ah, così vi salutate in taperrera. Così? Sogno uno che abita qua. Certo, non proprio qua. Da fuori. Tu invece abiti dentro uno zommo, non è vero? Sogno Cesare. Mezzi è chi do cacumanna. Lucaronne. Non c'è. Mi disse che era a trovare un pezzo di travaglio. Non è a cammesa, compà. Re quanto fete fai seccare lo sangue. Vacanza di tristacci, però. Sogno qua fuori. Te sei minchia. Oh, comunque a cosa stai aspettando? Adesso ti pigliò una terra di spadata. Un caroso? E che men che ne facciamo un caroso? Ti scommetto 50 lire che manco una settimana lui. Una settimana? Scapacare assai, Tutto va bene.
Già bastano una pari vestiti nuove per essere le nostre. Recca, Caruso, c'è una consegna da caricare. E zio organizzò una cena per stasera. Wow, bravo. È capace che chiuttai di mangia. Sì, signore. Che ci mettiamo vino. Un tardi secare a fotterete qualche bottiglia. Che io so a riconoscere un lato quando lo vedo. I veri a decasce sopra il tavolo. Caricale sul carretto qua fuori. Chi si ca? Ma ne vere a voce. E a cura. Rompe magari una bottiglia e lui che ti scippa i coglioni. Recca. Ma tu mi aiuti? Chi do che faccio un so cazzo tua. Metti sta casciarriera, spacca pece. Ah, tu a sta a fare ce fa. È incapace che non è una cosa completamente inutile. Che vuoi fare te amico con chi di con le zolfo? Ti spostaste e decasci. Valerio, ma da te. A me mi pare che ti stai raspando e batti. Dov'è? Ah, o Caruso. Uno fare già si renta a me offresci. Da fere. Vedi caso di chioccare. Chi so niente. Prova a caricare una cascia sui forni e spadde e poi mi dici. Buono, ragione hai. E nato di sciamoniti amici d'oro paese che do. Non ne sta diando con tutto il dovino. Oh, per come pigliarsi? È un bracciante che tuo marito trovò ammucciato a non pagare. Almeno io t'ho vaglia. A ricampa di casa finisce. Che mi serve una mano d'aiuto. Ancora assai manca. Avesse a partire subito se voglio tornare in tempo. Avesse essere l'ultima. Finivo. Poveriste, niente fece cascare. 5 lire vedeva. C'è magari un pacco che mi manna un torrise. Minchia, è da rincia. Tu va a piglio. Rendete utile mentre non c'è sogno. Vedi che buona Valentina. Signora, la posso aiutare? Insomma, Cesare t'abbandonò. Ave che fare? Sì, Enzo, vero? Luca mi parlò assai, tia. Mi contò la pirrera. Cai quasi diversi su. Cioè, noi ci ne rispettiamo. A parte Cesare, ma io doveva fatti so, secondo i suo regole. Oh, capivo. Don Torresi è un uomo giusto, Ma i quasi vuole fatti a modo suo. Ed è meglio che tia se non ci fa perdere la pazienza. Grazie per l'avvertimento. Su davvero mi vuoi aiutare? Mi serve che mi porti una cosa in cucina. Un maiale. Fresco fresco per cena stasera. Maiale? Certo. Ti faccio vedere un ne. Ricca. Non è che mangiamo tutti io in. A succedere che devono essere tutte cose perfetti. Dogo, sopra la tavola. Scusasse. La cucina ricca è. Ora che stai qua, ci sono una para di regoli che non ti scuidare mai. In casa si trasi solo se ti invitano. Altrimenti non ci ammettere pigliere. A fine giornata mangi con tutti i lauci braccianti e t'affari ciuari puliti e presentabili e fatti l'affari to. Don Torrisi è uomo riservato e non ci piacciono chi che si immiscano, un non ci compete. Tranquilla. Bravo. Segui queste regole e non cercare vai.
Tranquillo che è buono, Tatassi. Troppo assai. Mai ha visto una cosa come chissà come onomastico. Cosa inutile. Lo sapeva che ti trovava a casa. Ma chi vuoi? Stai controllando come sta avvenendo. Secondo me ci mancano antichi sale. Santo cielo. Ha pure il docuri da banna, Enzo. Se ne fare più niente. Piora è tutto. Ah vai, a Cesare, o Caruso si passò malamente. Non sa ciò che parla. Io sempre bravo sogno. A così bravo che ti faccio fare tutto il giro completo. Prossima tappa e i sad. Da firi chi cavalli. Saccio cavalcare. Chi sta picca ti sei per queste parti. Luca dice che ti puoi testare da mia bassione nei nostri terre. Stava fuiendo. Io ne sapeva niente di suo poiso. Assai era che dopo il non si faceva bere. Non è che travagli pedo. Mi facesse ammazzare che tu si travagliare per due sua minchia. Fidati. Lo sentivo che lo pigliassi allegnato. Quindi per me è a posto, sì. Allora, hai un travaglio speciale per te, Caruso. Oh, Gaspare! Enzo venne per aiutare a pulizzare i sad. Preciso, capitaisti. Già rintraccia una pala. E tu che fai? E io me ne stai qua fuori. A pigliarmi un fisco. Quando finisce, mi trovo qua. Ciao. Ciao Predix, benvenuto. Cos'etto? Sogno Enzo. Travaglio qua. Per ora. Però prima non foste sempre uno stalliere. No. Beh, non sempre potremo decidere che duca facemo. Può essere. Chiedo che siamo, sì, però. Vero, eh? No, grazie. Ne vedremo. Enzo. Allora finiste. C'era una picciotta qua. Grissero ne sennio. Boh, canne travagliano assai. Mi dispiace, ma un vetto a nudo. Lascia stare. Grazie assai per l'aiuto, Enzo. Il mio c'ho pure. Non ti dici già me pavavo. Non hai travaglio che fare. Nei sad è venuto. Iddo è un Caruso. Con dei capelli che può essere. Cesare, ma vedo culo e ho preparato pace, una forza annachiti. Veniamo ora fuori a travagliare. Dimmi, potessi tu pure avere venuto e poi a spada a Maronna. Zio mi disse che vuole che cominciamo tra un'ora. Lo sentisse, Caruso? Va lavate e date una sistemata. Non ne fai passare un pettetto a tutti. Tino è di buon umore, o solito so. Sta storia di spadaro. Senti piacere mi fa badare. Ciao. Ah, vi picca casi qua, vero figliolo?
So che vieni dalla miniera. Sì. È stata una vera tragedia. Hai percorso un duro cammino per essere così giovane. Il signor Torrisi è un uomo generoso. Bello è che ti ha accolto a braccia aperte. Grazie, Pace. Finiscila, in mano posso. Dall'Occidente ci arresta. Ah vai, assai travagliamo. No, dirissi. Patinni. Spiacello tu, per cortesia. Bernardo, assietete. Gioia, vieni qua. Siediti in anticchia. Mm? Grazie. Allora, vediamo. Ah, grazie mille, Vincenzo. Buon gioco, io e le ho appena finito. Sto cercando di settare bene per vederlo, per farlo vedere correttamente, capito? Però non riesco, credo. Vabbè, non fa niente. Non so come fare, insomma, a ridurre il tempo di latenza. Vabbè. Claria, ti dispiace? Ah, Enzo. Vitti che ne chiuro che ti idea. O padrone ci piace macellare la carne. Ci dico che apprezzasti. Io te ringraziare. Puggiavacchio. Per tutte cose. Hai da ringraziare. Se ci vuoi mostrare riconoscenza, travagli assai e non fare minchiate. Poi, che festa! Vivi! Buono, ah? Minchia buono. Ah, Tino. Con il cuore e l'anima di ogni occasione. Un vecchio amico donna, una specie di consigliere. A picca che conosce a tutti, a cui c'è a domandare aiuto, a cui è meglio lasciare perdere. Muto e talia. Per insegni tutto chi che seppe. Ah, finalmente, l'ospite d'onore. Chi da qua? Signori, amici, famiglia, se siamo tutti e festeggiamo la mia figlia bellissima, Isabella.
Che oggi fa o santo. A salute. A salute. Sono sicuro che ti ho visto 3 giorni fa al Conad di Ferrara Erite, giusto? A te. No, mi dispiace. Non ero io perché sono di vicino Bari, Non ne stanno riendo. un bel po' lontano da Ferrara. Come a tutto l'anno. Ci fanno tutte pagavalcate, una costa dei cavalli. Ci sono fantini in ogni città e spesso finisce a schifare. Ma tu ci stai mai una cosa così? Non c'è io mai a San Celeste. La cosa che conosco però. Intese che vincono sempre chi dico le zoffo. L'uomo in spataro? Puh, le tose. Consegniamo tutte queste cose a così o vedi che minchiate sentiste. Buono, casiamo. Sei pronto a insegnare tu misteri? Aspetta un attimo, ancora ne andiamo. Oh, che tu hai da vissere bene l'ho venito un galante per consegnare una cosa. Non ti devi mescere solo, E ci mancasse. Amone, muovi amone. Come? Disse, amonenne. Aveva poco tempo che dove un capocarretto non capisce più niente. Poi mangia del tecchio. Ma fedele, perché essere mia che cazzo. 80 anni e ancora consegno vino a Don Turrisi per data vaggiata. Ci pensa Don Torrisi a Eddie? Enzo, Don Turrisi a tutte pensa in questi bandi. Sei nata moto e insegnate. Quant'è che travagli per Don Torrisi? 20 anni a sgarranzia. Smisi contalle. Quanto ci puoi tocca? Mio padre allevava bestiame. AHH, viva le orecchiette baresi. Buonanotte. Arrivarono i preganti. Grazie Alessio. Don Turrisi, Fucchiddo che mi aiutò. Mi dispiace. Allora tocca, puoi stare. Mi pareva il contrario. Chi borride? Mi pareva che te ne voleva l'America. A cercare dato fortuna, come a tanti altri. Chi tu che boglio la iocca? Ah sì? Che cos'è che vuoi, Enzo? Mi volesse fare la mia vita. Tu sei un bravo travagliatore, Enzo. Da fila a fare i cose. Ne farai assai, risciato. Un tempo buono, Un palo e riesce. Mi fa tenere con le zoffo. Italiava che sai se eccitava. Ora lo saccio perché. Sarà difficile battere. Ah, non aveva mai nato. Già vince qualche volta, è capace che vince a riere. Sa fera? O signore ci retta assai talento. Un vincere stannata vuol dire che se mi sento mensore a vola. È la prima volta a San Celeste. I rumeni che assai ne buttavano a collezione il fuoco carrietto. Non ci fuoco mai a così lontano da terra. Enzo, sei nata te fa sapere lo paese. Don Torrese aveva a fare con una pochi gente dopo. Ci venno o vino? O vino. E ma cara voce cosa. Che cosa? Ora ci ho passato, mannaggia. Don Torrese favore fa. C'era un aiuto a tutti chi che hanno santo a votare, sa. O chi vogliono difendere qualche cosa. E in cambio ci portano gratitudine e rispetto. O suo nome, magari i piedi smuovono. Tutte quante sa recampare questa cosa. E cosa stai sentita per la gente ravallata? O io non rubo lo si ferma tutto. E tutte festeggiano. No, no però. Per noi, prima ci sull'affare. Sempre. Ma scusare, io... Tranquillo, lo saccio. Ti spiegavo solo chi che ne distingue i viaggiani che zappano nei campi.
Prima che arriviamo a un paese siamo a fare una vostra consegna. Che avanti, gioco. Accosta, fermo. Fermati qua. Sì, che a metà furia. Maledetto. Per cui è la consegna? Per Pasquale, amici di famiglia. Una giusta macchina, motora. Tutto quello che ci portiamo. E ne procura magari cose che non si trovano a non da banda. Enzo, ma può pigliare da cascia. Poi a gioco, a San Celeste. E preghiamo il signoruzzo che ne fa arrivare sani. Enzo, vieni con me. A ca compare nostro. Sonzo! Oh, Pasquale! Oh, Luca! Ti ha fatto affegare, sì, eh? Enzo, capa a tavola. Toma, c'è buono sta? Sempre la stessa. Un mineruna mai, Cegua. Non mi pare che sta visita è di cortesia. Perciò, 50 roggi rottoni, i nostri amici era cereale. Ti rogna a te, ma ci a fare nascere magari un bello quotidiano penso. buono di mio. È un picciotto che ci tagliò la faccia a bastoni. I due. E ancora sta campando. I due Omer lo conosce meglio di tutta l'altra. Enzo, te lei che c'è entrata da cascia? Cammina, Enzo. Scende sotto, ci pensa mia madre. Ma cura a chi lo che dice davanti a Ida. Mi pare di capire con ci sta venendo con una Palio. Don Torrisi, ma vi sa perdonare. Ieri sera vini Cesare che i picciotti e portò una bottiglia di whisky americano. Sa bene rica, signora. Un cutieddo ci cava. Gioco, non c'è un tavolo. So che? Secondo tia, era a Villa Rina Vedova. Bella madre, più piccioliano, più marazzo. Questa è una cenacrea, un simbolo antico della nostra terra. Assai valore. Se ne trovi una, poi ti milla mia, capisti? Tutti i libri che mi poeti, io ti pago. Io ti parlo con te, che Chi so voglio? Grazie, signora. A cura, un vetagliato. Pigliasti in colpo da testa quando eri piccerito.
Sento peso. Insegnati. Se sa come si usa, tu possa imparare la vita. Lo saccio, già vincevo una sciarra. Non è che vinciste, ne sciste vivo. Se ci tieni a campare, è meglio che ti insegni a combattere buono. Ma non fosse tu a dirmi con una freminchiata. Non t'ammascare, Teresse. Ma... A chi da comandare, li facciamo sempre. Se ti capita, ti farà rispettare. Non ti scantare mai. Se cominciano id, tu finisci. Se ti vacceccano, o scassano la minchia ai toccare, tu l'ammazzi. Lo capiste? Ora, ti faccio aprire una poche cose. Kid? Amone. Prima fammi a bere come mi picchi. Amone, prova a annaggiarmi. Troppo lento sei. Brava, arriere. Fammi vedere non so cosa fare. Ah, cos'è? Amone. Più veloce, che forza. Fammi vedere non so cosa fare, Enzo. Buono. Le cose che un po' in tanti sai fare. Ora a capire quando te ne agghire in arriere. A così vanno a voto l'avversario. Ora ti attacco io. Aspettare un momento giusto e poi pari. Ora approfitta il vantaggio. Capiste? Sogno pronto. Non ti risparmiare, Guido, Luca. Sai imparare. Non t'arrendere. No, devo prendere una cotagiata. Stai stare qua e mi aspettare. Certe volte coi porotoni nemico sono troppo forti per pararle. Quando succederà così, ci fa perdere l'equilibrio. Aspetta un momento giusto e poi te cansi. Un picciotto ci sape fare, che so sì. A così. Concentrati. Insegnate questo. Ora mi difendo io. Tu attacca con tutta la tua forza. Vere se trase. Dai, c'è il calzetto. Una peddoleata, eh. Manco molto peddoleare. Arriere, più forte. Minchia. A così? A così. Bravo. Arriere. Arriere. Amone, combatte. Fammi vedere non so comparaste. Minchia. Così un po' giochi stancare. Non potessi pigliare per portarmi a casa. Amone Enzo, fammi vedere chi sa fare. Amone. A capoggiare più veloce. Minchia, sta migliorando. Te gioco con te. Ho peso... mi pare buono. Buono. Vuoi dire che non sento amato come pensava? Potessi insegnare una Buono fascista. Che fu?
Pensi che la gente ci valleggia con te, eh? Non t'addannare. Io so Anna che ha combatto. Ciao, spirito giusto, Enzo, eh? Cerca di usare magari cervello e bere cascia te ne fai assai. Minchia, il retaglio siamo, amone. Amone, che ha cominciato palio, muoviamone. Pasquale, Enzo cosa nostra, eh? Si viene, mettete a disposizione. Sempre a disposizione, Sugno. Tenesci un occhio vivo con Pasquale. Ancora non ti fare fottere. Ne abbiamo a annacare se vogliamo vedere la corsa. Amone! Amone! Ah! Amone! Ya! Occhio vivo! Una volta sola all'anno, bene, amone! Ya! Ah, che veloce! Capire a cavalcare. Io pensavo di essere bravo, ma alla fine ne Lo sai come si dice. Cavalcare è cosa i picciotti. I vecchi troppe cose che fare hanno, Enzo. Pare che mai stato puntuale. Oh, non tu sguidare. Ci sono magari spadari chi so picciotti. State muto, rape l'occhi e non fare minchiate. Potremmo lasciare i cavalli qua. Buono, buono. Don Torrese qua, eh. Ma so pieno, dici. Stiamo attenti, non pare che caso specchiosco. Enzo, amone, andiamo a presentare nei Don Torrese. Vattene in antica in giro. Ne vedremo una tenda di Don Torrese. Aspetto da sotto. No, mi scusa. Sul sicuro. Hai nato. Altrimenti da buona. I quote della gara! Hai i quote della gara! A Innaldo Di Matteo, un favorito. E subito dopo Gianni Bonfalco. Signore e signori, con le zone. Dici lì, favorito la scommessa con il mio socio. Io facessi... Fati, cosa ti interfetosa? Bello mangia santissima la tua vuota. Non te nesti? Stavo consegnando. Che fu? Hai visto Arnaldo? Un po' a cavalcare. Manco a dritta si tiene, schifio hai tu. Si vede malissimo. Tu bestia. Poi tu, il nostro fantino, a ambracarsi e a faccare. E trovai un boitello in semola un'ora fa. Allora che va a fare? A cosa io non ci rinuncio. Posso correre io, Don Torrese? Luca. Che minchia ci fa? Casto veitano. Safira a cavalcare.
Per queste case fa mai spataro, no? Buono. Enzo. Enzo. Ci sono cristiani assai a tagliare te. A correre per San Cialessia, ma rappresentando la famiglia. E a mia reputazione. Che dici da fare? Sì. O Fantino c'è. Allestitelo. Devo per negare le difettose del spataro? O lo può fare? Signori, prendete posizione. 2 giri attorno a San Celeste. Ai posti. Pronti? Via! Amone! Amone, San Celeste, amone! Forza con la zoppo! Amone! Non ce la può fare! Amone! Non ce la può fare! Ancora un nettino! È stata! All'ultimo giro ce la posso fare. Ce la potremo fare, che forte. Amone! Più veloce! Amone!
Bravissimo. Diciamo non sapere a cavalcare. Don Torrisi è felice come un piccerino, fu. Vieni qua. Chievete. E la terro mienzo. Vedremo se ce la fate l'anno che viene. Spadano coglione. Forza San Celeste! 50 anni. Che attento sta cosa. Prima ripetotteggio, troppo come fanti. Piazza Garibaldi 44. Dovesse essere qua vicino. Chi ci facete qua sotto? Una passeggiata. Lì c'era troppo schifo per i gusti miei. Va bene. Amonenne. Allora, qual è la prima tappa? Oh, numero 8, signorina. Più avanti. Mi puoi chiamare Isabella. Enzo. Sì, signorina. Voglio dire Isabella. Parlano su di te. Da Fuggiasco a diventare Stefantino campione. Complimenti. Vostro padre fu gentile con me. E io cercai di essere d'aiuto. E oggi aiutassi assai. A me padre non ci piace fare mala figura. Mi auguro con tutto il cuore che ti sarà riconoscente. C'è qualcuno che si vuole imbriacare. Qua siamo. Numero 8. Mi potete... Che facessi tu senza le mia? Non c'è bisogno che restate qua, Isabella. Qui siamo su cose per voi oggi. Ah, e perché? Io lo decido come passare il mio tempo. E poi, potessi essere di buona compagnia. Un minuto, uè. Ah, signorina Torrisi. E che gradita sorpresa. Vostro padre con voi è... No, sulla sugno, mi dispiace. Mio padre sta ancora festeggiando la vittoria. Ah, sì. È buono. Signorina, io mi volevo scusare perché un minna la settimana passata. Non ci vuole mancare il rispetto. Il fatto è che mi hanno pagare a spirugliare una cosa. Non vi preoccupate, sicuro che mio padre capisce. Prego, favore da una bottiglia. Grazie a tutti e due. E a Don Torrisi, naturalmente. Fascisti? Buono. Avanti il prossimo. Qui era. E io che saccio? Pare che vi conosceva. Mi conosce perché ci interessa arrivare a me pace. A San Celeste, tutti amici di Don Torrisi vanno essere. Sai che io rumila zii? Ma va a essere sana. Ma poi tenere una cosa come chissà. Io mai l'ho avuta una famiglia. Manco io. Ave assai che non l'hai più. E ora? Non è che maghieri? Dice... via Nino Agavi. Dall'altra parte del paese. Pare che ci piacesse assai a Tino, eh? Pare che un vero loro che me ne vaio. Ah, così è Tino. Non è che l'avevo cottia. Ma perché? Tu? Te ne vuoi ir? Ora come ora no. Almeno sino a quando hai un travaglio e un letto per dormire. Allora spero che Luca ti non ha a che fare. Fosse buono. Penso che potesse essere felice qua. Sogno raccordo. Cae, ci siamo. Un attimo solo. Hai a fare una cosa. Che cosa?
Una volta qua ci veniva come madre. Non c'è più vostra madre. No, non c'è più. Mi dispiace. Dicono che sta fontana avi l'acqua benedetta. Si preghi, a fortuna si vota o meglio. Chi fa? A volere una preghiera con mia? Recitene una per me. Come preferisci? Ave Maria. Chi ne è grazia, proteggici con tutto il tuo amore, come a me madre in tuo cielo. Insegnaci a noi peccatori a bontare il tuo cuore e poi te ne felicità. Amen. Qualche volta ma non sarà contenta? Sì, qualche volta sì. Avanti, amoninni, che dobbiamo camminare assai per Nina Gavi. Facete sciata. A chiazza, più avanti. E a me poi i preferiti di San Celeste. C'è un panorama bellissimo, la montagna di tutta vaggiata. E c'è pace assai. Mi pare come se non ci fosse nulla, oppure con tutti i gente piere. Minchia, gli spadaro. Attia, caroso. O devi chiamare galoppino ora, ah? Ne faceste resciata, spaccapecci. Ne può permettere magari una bottana. Testini! Alli a giocare. Ci manca assai, Omello. Magari ci posso puittare un rogodino. Vatene. Tapighi che i femmine ora. Veramente stava salutando, caroso. Gli spadaro. Tutti stessi sono. Ne fotte. Troppo lento! Ah! Un po' può scazzare per sempre! Sbacchiasti a di corrisi e conciare nuovo! Che secondo te non approfittava? Se è vero, frate scemoneto. Raga, ancora non ti ho insegnato come si cappa! Buttare sangue! Oh, è difficile. Ah no, buono. Tu non avevi bene, recca. Bestemmia! Sbagliai a metterete contro me. Tu hai toccato un valete nero. Prima mi va a picchiare, vagliolo! Ah, basta con sto balletto! Appena sei sam... Prima me la piglio con te e poi con la mece tua. Ammazzo tutte! Amore, facciamola finire! Oh! E te venne! Non ve ne esce, cacaroso! Pigli bottana, mi fate bere recchione. Enzo mi sai ma di finio. Sì? Buono. Quando c'ha questi cristiani infuddiscono. Arrecampatevi. Isabella. Non ci dicete niente a vostro padre. Ci fecero cose? Scelto che no. Hai coraggio, Enzo. Facci sta cosa giusta. Ma fare sapere di questa bella è proprio una minchiata. Se non c'era io era da cantonera, ti poteva finire ma l'assai avogio che spataro. non ci fu Modo ma niente. sentire. Sto pataricchi. U donna ci tiene assai a suo figlio, e chi sto a capire? I gente vedono cose senza malizia, ma ci quittigliano sopra lo stesso.
non succedere. Sta cosa resta tra mia e tia, lo capisci? Sì. Buono. Amonin. Anthony, grazie mille per il follow. Ti volevo ringraziare per la protezione a San Celeste. Spero che non terrete A problemi. te, Caruso. Ti va ciccando Luca, è fuori di stato. Riccica, stai venendo. Perché non ci manda un pizzino? Oh, Oh, Frosty. Si è curiosa assai, Enzo. Se vuoi parlare ancora, incontriamoci in giardino. Non ti scantare. A nudo Ciurico. Sì, senti, è carino come storia, però l'ho iniziata ora, cioè un'oretta fa. Sembra carino, però il modo di giocare è veramente vecchio. C'è la roba da fare, come si muove, come interagisce con le persone, tipo, non lo so, Mafia a Definitive Edition. Quindi voglio dire niente di che. Ripigliati, Samuele. Tuo padre pensava che ti poteva piacere. Ci dirò, signor Trapani, che non ci interessa solo. Come ti pare? Ci siamo quasi. Ci sono più gaspere quante ce ne avessero chiesto. Meglio a controllare a tutte le parti. Mi stava domandando se sapevi leggere. E ci provaste voi stesso? Certo che sì. Perché mi scriveste voi? Perché venisti, Enzo? Vi volevo domandare scusa. Per lasciare. Non aveva a succedere. Vabbè, sbagliato. Bene. Sbagli se non... se non hai giocato. Che successe? Non è una cosa saggia. Vi renna così. Sapete, i gente parlano. E che potessero rere. Che è travagliare e basta. Lo sapete, qua è vostro padre. E tu così, Enzo? È padrone magari dato vita a me padre? Mi dispiace. Io... Oh. E tu che fai qua? A Luca ci cava. E o Savirienno? Se secare tu non tappa il tene, potesse essere l'ultima cosa che fai, eh? O capissi? Vostro padre vi stava cercando. E non siete una veggiana che campa su te i ponti. Mettetevi in Skype.
Tutte e tre la Definitive Edition 10 euro ci sta, sì. Io poi ci ho Quella giocato. versione. Sì, io ho giocato al primo e al secondo e sono bellissimi. Cioè, la storia è bella, poi ovviamente. Cioè, non stai giocando a GTA, capito? Qualcosa di un po' più retro. Però le storie sono belle. La 3 invece non l'ho giocata mai. Però mi dispiace che perché sto streamando. Eh, Chi tu non stai sveglia mai prima di mezz'ora. Invece questo? Ah, Caruso, salutare. questo qua, se non sbaglio, sta a 45. Ci sta, è bello, almeno per ora è bello. È solo che stavo dicendo perché sto streamando, non riesco ad avere una grafica buona. Quanto mi mancò. Non vedo l'ora di fare venire pure a me figlio. No, chi da con pelo rosso, chi da con due bedemini. Romina, sono padre avvocato, Lo capivo. Ma che contro la legge ficcare? No, ma chi da spia a te? Appena ti sente parlare, chi da se ne fuori? Minchione. Oh, o meglio fantini tutta Sicilia. Ma chi sei chi che aspettava? E da maci ce la facciamo chi spala miei da ora. Oh, per che offensa stai parlando rattozio, la famiglia e magari tuo culo. Sono meritore canciare aria. Se giù ci piace. Non ne venne statendo. Non tu risi ci offre protezione a gente ruo posto. Di tante cose, e magari rama la sua. Sta protezione costa, manca a dirlo. Perciò stiamo a riscuotere. E io che avessi a fare? Certe volte ci sono clienti non troppo ben disposti e noi dobbiamo Darci una lezione. a riguardarci i loro debiti. E una pari mani su vecchio ripescano meglio a memoria. Non ti dare pena. Rappa è buono lo occhi e ascolta. E poi chi c'hai? Ha avuto che fare? Muovete, cosa inutile. Ma sentilo sto cazzaro, aspetta ordine. Amone. C'è andata a mangiare non a pochi cristiani. Tutte in valle. Minchia, una sfacchinata. Sempre che tu cavalduzzo sa fiera. Tu state tranquillo. Sa fiera. E fai spesso il suo tipo di visita. Spesso no. Ma ogni tanto donna vuole che ne facciamo a bere il suo cliente. Tutti i minchia di settimane. Buono. Se vi serve un aiuto per so che è, vai sa che moricete. Lo sentisti, Cesare? Il Giuseppe sa come travagliare. Ci sai mai mano a qualcuno, Caruso? Deve essere difficile, una pergera. Ma speronchio. Che fuori però non te la bere solo chi non le restanti. Sicuro che te lo stesso. Ah, finisci di fare lo spietto, Cesare. Un FT. Un'ave esperienza. Chi so travagli uomini? Ah, sì? E allora che minchia ci fai, tocca? Di come proteggete i cristiani? Perché vi pagano? Ci sono ladroni briganti in tutta la valle. La pigliano con quel ghetto. E i carabinieri, i sbirri, se ne fottono. Chi de so pure peggio dei briganti. La vita è difficile qua, Enzo. I cristiani domandano aiuto alle donne quando hanno il bisogno. E in cambio, ti pigliano una picca di percentuale. Ma dai stata, diciamo. Una dai stata qua, una da, tu lo chi? Che avanti andiamo a filmare un attimo. Avevamo a chiedere uno che coglia live. È la nostra prima riscossione. Giusto. Ma ne avessimo a spicciare magari subito. O vedrai una fetta una terra di Don Turrisi. Se può sconsacchi i piccioli e paga sempre puntuale. Alia e insegna. Qua siamo. Poi sapeccio a te. Ah, signor Trap, che piacere. Salutiamo. Per carità, ci penso io, cavalli. Mio padre è in Obacchio. Grazie. Oh Marco, ti stai cercando un signor Trapane? Minchia, manco si stava aspettando che ve ne vorrei. Statta molto. Sei cabellotto rudoni, che mi saranno buoni. Se tranquillità dovesse appare oro. Gianluca, che piacere vedervi. Marco,
Tutto a posto? Sogno vecchio chino e rolore. E a mio figlio ci piace più vivere che travagliare. Ma alla fine non ne potremo lamentare. Però l'affare a ragionare. Non è che tu puoi travagliare a così assai. Loro a parte l'affare... come vanno? La leve maturano e facciamo piccioli. A sto proposito... Ci sono problemi? Cosa vi sa rischiare? Questa è terra Rudon. Buono, sanno a trovarmi. E certo. E portateci i miei ossequi a Don Torrisi. Cacietto. Cesare, Enzo. Amoni. Abbiamo avuto travaglio. Come riuscissi tu? Facile. Ma ecco pago donne un terreno con un sacco di anni. Noi ti c'eravamo protezione. La sua famiglia e tutto cosa. Cioè, poi dopo potremo stare tranquilli. Ti rispetta. Che c'è già, Sido? Un rispetto è per le donne. Si fanno piccole nella sua terra. Lo sanno come travagliamo. Pagano per avere un servizio. Ecco regale se tranquillano. Ma stavo pensando, non è meglio irci con la macchina a fare i riscossioni? Secondo me caparde sono buone. Minchia, faremo molti di fame. La macchina ne fa fare più serie. Cristiani non certo livello. Tu vuoi dire che la macchina è una strisciate? Vedi quanto pare sarà quando ti picchiano dentro un fosso. Lo sai qual è il tuo problema? Sei troppo negativo. Io se visiti finissi a metà del tempo e tu potessi tornare a casa per cuiccare con Valentina. Non si tratta di essere veloci, Cesare. Un anno a bere. Allora, la prossima un po' dire. Chiantano le mione. E per un pezzo che ne pagano. Oh, magari ne divertiamo un'antica. Siete ma a sentire. Tutto eroe. Non avessimo avere problemi. Parevano preoccupati. E chi sanno che siamo qua? Quando travagliamo, i cristiani si votano lavorolato, lo sanno che è meglio te. Poi sei qua. Allora già siamo. A così pare, Caruso. Prima tu. Aspetta un minuto. Sto vedendo qua. Avevo un figlio. Non ci piace calare con il avanzato, è piccerito, ma uno capava sempre. Perciò me ne fotto la sto fare. Un'altra volta. E allora? Come a fare? Lasciamoci fare rispetto in faccia a suo figlio. E dopo ci rinfreschiamo la memoria sui suoi doveri. La tua è scarica. State molto mentre caparra. E dopo? Ce la fa a bere. Buona così. Poi siamo nenne. Signora Affini. Signor Trapani, ma che piacevole sorpresa. Amone, con una Ieri il side di mafia. Ma secondo me può diventare piacevole. Che sta succedendo, papà? Zitto te, stai nato un mese per niente, Don Torrese. Ma facetemi piacere, pigliatevi pure tutta la frutta che volete, che mi rispetta. Ti ringrazio. Ma non tutte cose direttamente a tenuta. Ma sogno capire i piccioli che hanno a dare. Non è la prima volta. E lo sa che la donna travaglia sempre per te. Come già vi dissi l'altra volta, a me non mi serve la protezione. I tragedi arrivano quando non l'aspettamo. Non si sa mai. Io ti consiglio di pagare. Troppo gentile. Ma ci volessi pensare io, è questione mia. Buono. Allora per adesso ne mano come compare, qua.
Enzo! Enzo! Vero mi volete sparare? Per 50 lire? Speriamo consi, Abe. Pensate, non so costate per fare! Paghiele e basta, papà. A tuo figlio c'è camino ci rivedo, avesse essere fiero. Vedremo se un picciotto ci piace, Caruso. Se proprio l'avete a puntare, puntatela con C mia! Inchia l'eroe. Pagate non so capite a pare e ne andiamo tranquille. O capì. I piccioli sono regio. Datemi un minuto che vi piglio. Non ti preoccupare, i piglia Enzo. Buono, come volete voi. Caccia una casciaforte. Amone, grapela. E come fare? La combinazione. Qual è? Un assaggio, un marroccano. Voltare salattea. Chi t'ha fare per fatela ricoitare? A trovavo. Ah, ora sa ragione. Amone. E minchiacceta lì. Cosa? Ti pare che sta babbiando? Non te stava italiano? E io sto italiano a te. Oh, zittetevi, tutto roe. Mi state facendo scoppiare un cervello. Oh, i piccioli l'aio. Ne piaceva? Assai. E i piccioli vi pigliastevo. Ora ti venne. È sempre un piacere, come al solito. E grazie ancora, pa' la frutta. Ma raccomando, non va affocate. Lo saccio, non so come volere. Pigliamo i piccioli o no? Non ci sparai a nodo. Sta vuota. Sta a controllare. Quando io ci metto pressione ai cristiani, lo saccio non so cosa sta facendo. Tu non hai ragione, che è un'altra cosa. Babbo, sto moricetto. Allora, Caruso, ti sta mancando la vita da perdere. Ma che minchia domanda è? Se tu ci avessi passato pure solo una innata, non me l'avessi addomandato. Minchia che sei drammatico. Qua fuori non è più tanto meglio. Cesare, finiscila. La prossima fermata a cava. Un proprietario domanda una piccola donna per fare sa sua attività. Non fece sapere più niente. Allora, andiamo a fare come prima. Aspettiamo e vediamo. Un proprietario è uno che paga puntuale. Caso ci sia qualche cosa. Ma chi da chi capite il russo? Gabriella, no? Porca risale. Arreda questa storia. Oh, prima di trovarmi una mogliere, va a fare pratica, no? E tu che mi conti, compà? Picchia ogni tanto. No. Sentivo che ho poi il cascannero per la mastico di Isabella c'aveva una suaro. Tu sei bravo prima, vuol dire, Enzo. Nel suo travaglio c'è quando fizzare la mano e quando state sei buono. Dice che avessimo potuto foizzarla. Un trucco è pigliare un mele senza spaccare ce l'hai beare. La violenza è essere l'ultima cosa. Dai, che minchia c'era difficile. C'è troppo lì, ci spacchi i cuori e ti pigli i piccioli. E chi sono motivo picchiuzzi ore se non lo fanno escere solo. Dai, che sono queste cose? A cavalleria, signore. No, per noi no. Siamo con Don Torresi, levatele in mezzo. Ti basteggi una minchia stanno facendo. Un anno per ti spaccare un travaglio che fa. Troviamo un proprietario e vedremo chi sta succedendo. Grazie tutta giornata potremo aspettare. E avate. E parlare con tuo capo. Non ce ne so, capicca. Buono siamo.
Chi ne riesce di levarti una minchia prima che t'appizzo un picco nati, Aissa? Fai con comodo. A così manco ne tocca spennare la poeta. A domani c'è pure un suoi piccioli nostri, a due spacennato. Signor Banaio, sapete? Come? Luca Trapane. A domani perdono per la confusione. Come potete vedere, la situazione ne scappò mano. Chi sto scere da fuori? Mi pigliai i minatori con le zolfo. Socialisti maleritte. Non ci voleva credere, ma stanno scioperando. O sai come pensa Don Torrisi di sciopere? Che problemi ci sono? Mi sa da un affare. A me non mi pagarono e io non posso pagare a Ed. Che è il suo problema? Ci pensavano altri prima che si aggrava. Qual è che comanna? Non scappedaro, Manuele. È dosso e parla assai. Lo conosce subito. Buono. Enzo, amone. Giusto che minchia s'ammucciò come un caca sotto cae. E secondo noi la carina ne l'avessimo a spaccare ne a voce. Se du coglione non ne esce i piccioli, a causa in tocco non se ne all'America o faccio arrivare. E chi sto co è ora? Manuele, è giusto? Ne conosciamo? No, ma conosciuto padrone che amico come capo. Don Torrisi. Me ne compiaccio. Nasce parte un se sciopera, Manuele. Tu e i tuoi compari avete a tornare a travagliare. State creando problemi per tutti, magari per l'affare. Non me ne fotto dell'affare. Non c'è bisogno che fa così. Tornate a travagliare. Perché? Ma se no che fai? Io niente, ma mi compare qualche cosa da fa. Da come ti piace a te. Non è taglio per scusare il tuo potere. Che fa? Un parricchio, eh? Gran figlio e bottana. Ma cuscio chi ho chiesto? Dai male! Satanare se ti piace campare. Prima mi va a pigliare. Ci avete tale armi? Allora? Chi fa? Va a bloccarsi? Tornate a travagliare. A tua specie di rivoluzione finita. Pagate tutte queste minchia con tu a dare e mandare a fanculo. Certamente. E portateci mio ossequio a Don Torrisi. Ne vedremo la prossima mesata. Minchia, sei buono con cotello, Caruso. Allora non sei così chittare. Era un parraparra. Se avesse avuto i coglioni, a sora se avesse pigliato i piccioli. Ah! De Pecciotti avevano ragione. Era giusto, palle. Che fosse giusto o sbagliato, i sindacati nei terri Don Torrisi non ci hanno a casa. Noi stebanne pensavano a queste cose. Scemoniti scansa fatica. A finissero di lagnare se buscassero picciole buone. E tu che ne sai? Contra pagasti mai nato, vedi? Ma picchi ora chi sta facendo? A questo travaglio è? I sindacati ci hanno usato sempre a Colle Zolfo. E pure i proteais quando era Nico. Non sei per a niente. Non sei buono mai. Nell'anno 90, i fascisti siciliani erano reneghieri. O donne, Tino e io facciamo una cosa sola. Bloccare tutti i scioperi. Prepara subito che sa a fare così. A così va, amore. Manteniamo l'ordine per fare travagliare i cristiani.
È giusto raccossì. Si tu dici tu. O vede da sotto, do faro. Stiamo arrivando a quel in mare. Non conosci. È vicino al mare. La famiglia Galante travaglia da. So compare nostro. Galante? Come un tonno. Esatto, come un tonno. Don Galante comanda una cosa. I de mezzo si conoscono buono. Amici sì, hai buono. Ah! Ah, corri, corri! Sto poi tu gestiscono i galanti. Sanno tutto chi do casa e tutto chi do cane esce. Se vai che scendono le core di tutto il mondo e vanno ritte nei bar. E dei picciottori sopra. Madre mia! Ah, qua non sa chi piccolo. E non sa lei in mano praticamente mai. Oh, vedi che chi sta invece nostro so, capiste? Tu stai muto che ti presento io. Leone, leone. Ma avete travagliato mai o ve ne state sempre assettati a giocare? Oh, un momento. Minchia! Non allenammoci rivedo. Buono parlo per me, eh. Chi sta Enzo? Un bravo picciotto. Ne sta aiutando, esperto. Più esperto di che sto qua, spero. Come a fare? Forza, ce la siamo. Franco, amone per l'amici nostri. Ah, mi dispiace, ma è tanticchia troppo leggera. Problemi? Ultimamente con le guardie facciamo difficoltà. Ci sono troppi controlli, occhio non è che. Un nuovo capo portò i suoi uomini per darci una mano e i capimasci ci vanno le spade. Ma ricordarci come funzionano i quasi. Esatto, bravo. Potevamo fare qualche cosa più buona? L'ammanco è dovuto a una spedizione che fu portata alla dogana prima che ci arrivassimo noi oggi. Ci fu un cambio di personale. C'è un compratore. Buono. Ma c'è magari un piano? Secondo te? What? Con Leo. E senza fare buidello, capiste? E tu? Te ne stai a rasparite i coglioni? Ma parare a fare qua. Forza. Amonin. Franco, ne rodavola. Manco ci avesse addomandato di venirla a scacciare a racina. Scopa. Amoni. Sei Enzo, giusto? Esatto. Piacere, Leo. Mi parlerò buono di te. Un depositore a dogana è da. Ti vitto palio. T'asperocchi, bravo. Grazie. È Leo che t'avesse a dire grazie. Ti chiave scommesse. Non ci creva nudo che vinceva tu. Vero, E spenniamo a tutti. Ma quindi non so che c'è no cagico. Whisky di qualità. Le nostre amici americani. Vale un po' delle piccole. E allora perché tu facessi sequestrare? Io pensavo che eri chi do spietto. Un nuovo capo della polizia si presentò a Scoppolone mentre scaricavamo. Incattasso. Ma non è pericoloso a rubare cesbirre? Su questo non saccio manco più quante volte la rubammo. Ho depositato la dogana ci mandano i sbirri che manco si sanno a moglie di Skype. Si attacca e sarà una passata. A posto. Seguiamo il solito piano, Cesare. Io distraggo le guardie al cancello e Botte scavalcato un muro sul retro. Ma chi stiamo cercando in preciso? Whisky. Casci whisky. Fatemi un segnale quando trovate. E non fate voi dietro. Amone, vieni a pressarmi. Cammina.
Già, potremmo acchianare. Tiene tu con in sacchietta. Non ti fare talare troppo. Lo capisci? Lo capivo. Siamo capo whisky. Antonio, ma che piacere! Leo, che buono. Io c'ho bisogno di un motivo per salutare l'amico. A posto. Già siamo. E tu? Faccio ma un whisky. Cesare. Cesare. Minchione. Lo sentiste che arrivo oggi? Canavera America. Cosa? Whisky, è pure di qualità. Humphrey, direttamente da Empire Bay. Senza documenti. Cacetto, un carrico è non un carrietto vicino al cancello principale. Potessimo squagliare una pari di bottiglie quando finiamo di travagliare. Che dici? Far sparire, dici? Ma che... Arreposate, com... Izzaca! Niente, lasciamo perdere. Non è che la posso lasciare qua. Niente fu. Stavo il denaro, bella madre, o capo lave con me, sicuro. Minchia. Una già cascia forte. La combinazione avesse essere qua.
me dà furia, mi stava già posando un attimo. Con 2 settimane in ritardo su per ispezione, tu ti metti a 2. Fottete, ne recupereremo non meno. Contaccelo capo. Intanto è sternata sistema 2 whisky americano. È vicino al cancello principale. Dai, acqua cabana. Picca ci vuole. Devo ammucciare le mie. Allai a trovare, allai a... Chi? Mierda. Mi pare che ha muoito, Moreo, co'è che fu? Divino! D'accordo, resisti e peggiori le cose.
Ma non è. Non c'è. Non è chissà. Un whisky. Ora sa buttare fuori. Mi compiaccio assai che ti è piaciuto Leone, ma veramente... No! No? Un venuto. Non mi pare uno che ha rifiutato un presente. Dico bene? Io sto per finire. Allora, ne andiamo. È messo che spezzolia. E ci aveva pure avuto a che pensare più ora. Grazie. Vi ringrazio, signori. Marina? Amone, Whisky americano, è l'unico pensiero più possibile. io faccio spostare la merce e poi domani per ogni picciole. Poi tale quando ce l'hai. Don Torrese te conosci. Ne vedremo, Leo. Amone, avevamo ancora che fare. Luca, Cesare, è stato un piacere, Enzo. La volta tappa e pista è nata, finiamo. Grazie a Dio. Mi soppassa una bottiglia. Andiamo. Stiamo in un vecchio fichero. Non basta il testa l'ora, ma paga puntuale come un roccio. Torniamo prima che scura. Fichera? Ma abita un pissio schetto signore. Ci pensiamo la settimana entrante. Con l'elenco, Diciamo sta in nave. Non abbiamo temporetta. Amico. Amone! Più veloce! Amone! Ah! Taccio vai buono e sta in nata. Sì, una passiata. Sempre così a riscossione.
Quando va buono, se! Ya! Più veloce, più veloce! Una volta che finiamo qua, o facciamo un salto a bordello. Sogno maritato, bestia! Amone, quando resta o due valentine manco se n'ha due. Non mi toccare la minchia. Tu che dici, caroso? Magari è meglio che te lave prima. Le femmine possono tollerare assai cose, ma con uno che fete come un po' e non ci peccano proprio. Ma fanculo, Cesare! Ah, così mi piace. Vai! Ah! Muovete! Allora romane non poteva votare la stessa cosa? Ma così può chi travagliare c'è? No, domani no. Se facessimo tutti ore, non ci avesse piccolo per fare. Sì, ma vedi che pure quando veniamo una volta ogni mese ricevono capiccioli un cennè. Ya! Più svelto! Ah! Amone! Signor Fichera, qualche cosa che vi preoccupa? Hai detto che sono preoccupato. Per un'otte fa, i ladri si pigliarono a me pompa idraulica 99. Un sacco di piccolettate nella monnezza. E chi sto mi dispiace? Io vi paio per proteggermi e voi non fate una minchia. Io magari pensavo che Don Torrisi era un uomo d'onore e invece non è meglio di segnasciate criminali. Oh, ancora come pare? Zitto te. Lo compare per ragione. Ma che minchia dici? Signor Fichera, da che banna se ne fuori ladri? E io che ne saggio? Se ne chiamano nei colline. Secondo me erano picciotti di Messina. Questo può essere. Ci pensavano altri. Ma che fai? Ti fai parlare in questa maniera di tuo vecchio padre? Fichera esce moneto, ma ci piace fare con una a parola. Se risolviamo questo problema, i cristiani ne cominciano a parlare e ne fanno un paura. Se volevo mandare un messaggio, ci vuole una bella fracca di lignate. Votano sulle cristiane ranne, Cesare. Regante. Si arroccano a canne in collina lontane dalla strada. Che sempre a casa ammocciano, come i solci. Vanno spostando su un po' stannavo. Quando ero Nico io stavo qua. Lo saccio ne sei. Ma lo sai non ne minchia stai anno? Statta moto. I traccio succhiare. E poi i briganti fanno sempre le stesse cose. A fedare i miei. Babbo, come dici tu? Tale, un capanno. E il gioco si vede buono potere di Fichera. A monenecchio sopra. Da sopra c'è fumo. I passaggi sono ancora già. Scemonito! Ora è Edo che non pensa. Faccia presto, prima che ammazzano. Corri! Ah! Dunque, più avanti. Arriviamo a ciappere.
Che te pare? Non schifi di masseria. Non c'è nudo. E o fumo? C'è qualche runo. Ci scommetto che è chi dove stiamo cercando. O ferro. A rubare ciò vecchio Fichera è come se rubassero a Don Turrisi. Non puoi essere. Quando finite va aspettare a casa di Fichera, lasciate tutto pulito. Già facessi la voce vuote? Sì, non caci hai tu. La difendo io, Cesare. E con me, Anna. Uno voleva muovere l'antico. Tranquillo, che arriva pure Pettia. Ma se no, coda lì all'accampamento. Come facciamo? Tu, pigliati chi da destra. Non faccio il pozzo. Io piglio chi da manca, ora toro fuoco. Va bene. Ha cominciato. Vedremo se ti squidda sta vita nella perrera. Picciate, palloniere! Regate! Facevolo riesce! Bravo questo. Sai buono? Sì, tutto a posto. Tu? A posto. Vedremo rincia. La pompa va a essere cara, qualche banna. Oh! Vieni a talare qua! Oh, ma ci sente! Vieni qua! Enzo! Vieni qua! Minchia, hanno ai mio neghe. E a chi ci sei, Beno? E che ne saccio io? Troviamo da pompa e andiamo in nicca. Ecco. Il sciocca è un fucile serio. Secca. Vediamo se sta Oh, con su una cosa più TikTok hai grossa della spinto? pistola. Bello pesante. È bello potente. Perché larga un po', cioè un po' pesantemente. Ma il suo palo Messina. Ma qua è? È un brigante importante. Userà a mia età. E da madre. Lascia una bastetta di travagliare assai. Ma magari qualche cosa mi ha fatto pure. Caccia una lista in nome. Cesare, hai saban. A trovato. A monene ricca. Rapo cancello. Ma quanto sono? Para, Fontanarola, sono molte!
che sia! Facevolo fuori! Ricarico! Stanno passando l'urre. Continuiamo a tenerle buona raffuori. Ora rammazzare. Ci tiro una granata! Un altro scarico, aio! Facevolo di essere Ora faccio nascere io! Vuoi su? Sì. A me hai picchiare. I cadaveri. Stiamo a fare spere. Sise che di ferro sono. E moi non sto fanno niente. Amone cadre che lo caniniamo. Prima ci sparaisi e ora ti scanta a piegarlo. Non lo so, però vabbè, mi savoio un po', un bel po'. Non posso caricare tutto su. Amone. Avvicinati con il pompa. Prima ci sparaisi e ora ti scanta a piegarlo. Cosa immaginava? Che sei nata fe ne va così. Tu l'ammazzaisi. Come me ne mo l'avessi a mettere sotto terra. Una cosa è ammazzare un cristiano. Ah, zitto. Hai molto non ce ne fotte niente. Ne volevo specciare. Rimanendo ricca e meglio è. E c'ha tutto quanto la biglietta. Stinca. Minchia, quanto peso! Aspetta! Che minchia fai, Cesare? Tenelo fermo! Aia! Sto panzoni miei dei ritassa sezza, Ciase! Minchia! Se posso sapere che facesti, Cesare? Magari è d'oro. E poi ora non se ne fa più niente. Senti, certe volte ci sono situazioni che lo che mezzeo meglio che non sapero niente. Mi posso ferare? Va bene. Amone ora. Prima che Luca pensa che hanno ammazzato.
È stato bravo oggi. Per un'ora per lei. Oh, caso. Buono faciste, voi pecciotti. Enzo, fiammate. E chi non so come rubarono? Sai, chi so ieri? O signore Vopai. Don Torriso non era sempre suo impegno. O signore Ciopai a Don Torresi. Mi fa piacere che sistemiamo tutto quasi. £100 ne aspettano. Che decise, po? Un servizio... magari picca, eh. £100 è un prezzo di favore. Un grande favore. Vi ringrazio, compare Fechera. Ne vedremo mese che trasi. Mi facesse schifiare. A che backside. Ma picchi un ticecchio una bella femmina. E passatello un piacere ogni tanto. Oh, minchia, Francesca, chi darà ta viena? Oh, sape fare certe cose? Madò! Ora che ci penso meglio che te fosse sprecata. Minchia, Cesare, smettila. Arrivarono. Raffaele, Bennaido. un piacere, come sempre. Che bella macchina. Long è stata rimpaliemmo. Beh, l'amici di persona sanno a bere. Chi tu è? O barone Fontanella. Da sta zona i case sono tutte sue. Mio zio c'era un aiuto una volta ogni tanto. Isabella, vieni qua. Saluta l'ospite. E chi tu? Suo figlio Gennaro. La sola cosa che ci piace è chiassare i piccoli e due stesso. Case, amo. Picciotte è un travaglio importante, sentitemi. O padrone vuole che Isabella passi un antico tempo con figlio barone. Io devo a bere il tempio, sulla costa. La vedo accompagnare. Facete in modo che Ido si tenga a mano posto. Come se dubessi ci avessi cogliona per provarci. Ah, buono, il padrone non vuole problemi, Cesare. Non abbabbiare. C'è che non stai mai in una macchina. Fanno ciò solo come oggi e a fine del mondo. Pensavo a ride c'è cavaggia. Ah, così si muove un'anticchia. Peggio pedda. Perché non fa guerra a mia. Ha visto stamattina che sta guerrando. Non sono così stanco di vedere meriti al volante.
Meglio se piglio un cavallo e ci do un'occhiata. Ne vedremo sul retro. Se Gennaro ci riesce a farla paitere. Runare un'occhiata mia. Vediamo se riesce a pigliarmi. Lasciamole tranquille e ora pigliamo nei cavalli. Vedremo che tempo perdono. Ah, merda! Lo faccio a bere io come si fa? Non serve, dammi solo un minuto. Trasmetto, ci becchiamo. Ciao ciao.